Buon pomeriggio, ben trovati, nuovo appuntamento con il punto nella versione speciale elezioni europee 2024. Come sapete abbiamo pubblicizzato tante volte attraverso le tv, il quotidiano, il sito internet. Le ultime 4 puntate da qui fino alle elezioni sono dedicate appunto alla tornata elettorale che riguarda le europee. Abbiamo già fatto un primo giro con 5 liste sabato scorso, oggi nuovo appuntamento con altre 6 liste, in totale sono 11, tra un po' ve le presenterò. Prima però di dare la parola ai rappresentanti di ogni singola lista, come sempre nella nostra anteprima ci vediamo un po' di vignette che ci raccontano la settimana. Grazie a Totò Calì, ciao Totò, che è il vignettista, buongiorno. per chi non lo sapesse, del nostro quotidiano La Sicilia. Ciao Totò, oggi siamo velocissimi, Andiamo, prima vignetta. Andiamo, prima vignetta, chi è? La guardiamo qui sul monitor, eccolo qua. Albano, Madonna mia, ma perché pure con Albano te la prendi? Oh, dovevo cantare a cappella, no a coppola di... Uno dei nostri ospiti è milanese, quindi non lo so se... vabbè, poi glielo chiederemo. Andiamo avanti, prossima vignetta. Vai. Eccolo qua, europee. In fondo l'euro ci ha dimostrato quanto valiamo. La metà. La metà valiamo, no? Come, giustamente, valiamo poco. La metà, no? Questa è sarcastica. Andiamo, pronti alla prossima vignetta. Vediamo quante ne ha. Ah! PNR. Questa la spieghi tu, dai, questa la spieghi tu. Quello che sta rimanendo, insomma, di questo... Dei fondi del del PNRR. Andiamo, prossima vignetta. Oggi aspetta, questa la dobbiamo spiegare. L'Italia insomma non ha aderito. Esatto. Vai, prego. L'Italia non ha aderito alle leggi contro l'omofobia. Contro l'omofobia con altri 7 paesi dell'est Europa. Quindi chi parla qua? Quello è Gerry Scotti, hanno i loro diritti, è la domanda, no? Compro una vocale, la Meloni. La Meloni, la ruota della fortuna, LGBT, ci manca un più, plus, LGBTQ+. Sì, manca il più, è vero. Manca il più, la lavagna deve allungarla. L'ultima mi pare, no? Abbiamo l'ultima? No, ce ne sarebbero un paio. Eccola qua, l'ultima. Vannacci, dobbiamo portare la gente alle urne. Questo che è? Salvini che parla? Certo. Sì, certo, deportiamoli. Va bene, Vannacci, parleremo anche con la Lega oggi, insomma, ve li presento subito gli ospiti, poi andiamo, insomma, ci fermiamo per la pubblicità. Allora, con noi il segretario regionale del Partito Democratico e deputato alla Camera Anthony Barbagallo, in rappresentanza della lista del PD. Ciao Totò, io ti saluto intanto. Buongiorno a tutti. Arrivederci. Il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, buongiorno. In rappresentanza della Lega Salvini Premier, così buon si chiama. pomeriggio, sì. Buon pomeriggio. Il sindaco di Siracusa Francesco Italia, in rappresentante della lista Azione con Calenda. Ecco. Buonasera a tutti. Buonasera Italia. La senatrice Daphne Musolino, in rappresentanza della lista Stati Uniti d'Europa. Buonasera, grazie. L'avvocato Vincenzo Annino, in rappresentanza della lista Alternativa Popolare. Buonasera a tutti. Buonasera anche a lei. È la consigliera comunale di Palermo Barbara Evola, che rappresenta la lista Pace, Terra e Dignità, che è la lista di Santoro, per capirci. La lista chiamiamola così. Buon pomeriggio. Allora, saluto anche i colleghi, adesso spiegheremo anche come funziona questo nostro incontro, questa tribuna elettorale. Saluto qui con noi in studio Michela Giuffrida, collega giornalista, già europarlamentare. Ciao Michela. Buon pomeriggio, ciao. Fondamentale i tuoi appunti in questa tornata, importanti. Tu sei una dei pochi che ne capisce di Europa, diciamo, almeno ci sei stata. Poi la nostra Miriam Di Peri del quotidiano La Repubblica. Ciao Miriam. Buongiorno, buon pomeriggio. Ciao Miriam, è il nostro immancabile, immarcescibile Antonio Condorelli, il Condor, Live Sicilia, come ti chiamano alla 7? Ciao Antonio. Dov'è Condorelli? Niente, in un bucolico Condorelli questa sera. Oggi sono bucolico. Oggi è bucolico. Allora, vi spiego come funziona a tutti, come funziona questa tribuna elettorale. Ci saranno dei timer che adesso vedrete, anzi li possiamo già mandare così li facciamo vedere ai nostri ospiti, li mandiamo sullo schermo. Ognuno di voi avrà 10 minuti a disposizione, così come abbiamo fatto nella precedente puntata. Giocateveli bene, se siete disciplinati, se siete bravi, se non litigate potete anche interagire, tanto i timer partiranno in contemporanea e riusciremo a fare un minimo di dibattito anche con, diciamo, lo steccato, rispettando lo steccato della par condicio. Ci fermiamo, un attimo di pubblicità e poi comincia il dibattito.
Eccoci qua, ritorniamo in diretta il punto speciale elezioni 2024. Allora, cominciamo subito, raffica di domande. Guarda, oggi sono veramente, la prima domanda la lascio a voi. Chi vuole parlare? Michela, che tu non sei stata qui con noi la volta scorsa, non voglio sapere dove eri, non è, anche te lo chiedo, però la prima domanda chi la fai? Puoi scegliere tu. Allora, devo fare una piccola precisazione. Il sottosegretario Durigon, che rappresenta la Lega, dovrà lasciarci un po' prima, quindi fate tutte le domande che volete a Durigon per la Lega, insomma per la sua parte politica. A disposizione come tutti 10 minuti, ovviamente. Speriamo che li consumi tutti. Se li consumo non fa niente. No, vabbè, questo ce lo dice lei. Allora, prego, Michela. Mi prende in contropiede. Comunque, visto che Durigon deve andare via, la domanda la faccio a lui così, un'estemporanea, non preparata. Anche se credo sia una riflessione che poi si sono fatti in tanti vedendo i manifesti della Lega, ma un partito che si candida alle elezioni europee e mette nel manifesto più Italia, meno Europa, come spiega la competizione ai cittadini che lo voteranno, considerato che in Europa si va per contare, perché l'Italia conti in Europa, ma forse è un claim un po' infelice quello che voi avete espresso sul manifesto. Sembra invece che voi contestiate l'istituzione in sé, l'Unione Europea e i suoi fondamenti. Perché non ci chiarisce tutto questo? E poi aggiungo, qual è il valore aggiunto che pensate dia Vannacci, candidato fra mille polemiche al vostro schieramento? Allora, cerco di consumare tutti i 10 minuti in questa domanda. Scherzo. Allora, facci il tempo, oggettivamente quando parliamo di meno Europa, più Italia, meno Europa, significa che le incidenze delle attività che si gestiscono in Europa vadano a favore del Paese Italia. Non significa che noi siamo contro l'Europa, anzi siamo più per un'Europa che in qualche modo cerca di dare risposte ai nostri interessi. Ma faccio un esempio, io faccio il sottosegretario da un po' di anni, no? In vari governi, no? Prima 5 Stelle Lega, poi il governo Draghi, adesso in questo governo politico, è la prima volta che noi facciamo politico. Ecco, è normale nel mio interesse, nell'interesse di quello che noi pensiamo, avere un governo europeo di centrodestra per noi ci permette di applicare quello che sono le nostre volontà politiche, quindi questo sicuramente è un tema che vogliamo mettere in risalto. Non significa in qualche modo essere contro l'Europa, anzi essere per un'Europa diversa. Per un'Europa diversa che in qualche modo vada nei nostri interessi e nelle nostre politiche, questo è il ragionamento. Per quello che riguarda Vannacci, noi siamo di fronte a un candidato che è indipendente. Io più volte ho avuto domande retoriche, lei voterà Vannacci, ha lo stesso pensiero di Vannacci, allora ribadisco questo concetto. Io credo che indipendente, come ne hanno tanti il PD che sono indipendenti oggettivamente, ha un suo pensiero, una sua filosofia, sicuramente è un elemento fondamentale per arrivare a cambiare questa Europa, perché che metta al centro gli interessi dell'Italia, e credo che sia un candidato che oggettivamente sta riscuotendo un grande successo. Dopodiché, se lei mi dice, faccio un esempio e vado oltre, vado io con la domanda su me stesso, se Vannacci ha lo stesso pensiero di Vannacci lei, io dico che tante volte, scherzo anche, neanche con mia moglie ho lo stesso pensiero, no? Per farli che pure ci vivo in casa, quindi... No, ma io in realtà le dicevo il valore aggiunto, cioè, se voi avete candidato un indipendente, pensate che possa portare, diciamo, acqua al vostro mulino, lasciamo stare gli interessi in Europa, che quello è un altro discorso. Guarda, non è solo quello che ci accomuna in questa partita, è la volontà di cambiarla questa Europa, di renderla più efficiente negli interessi del Paese, e su questo l'idea che noi abbiamo in questo caso con Vannacci si rispecchiano, e quindi il valore aggiunto non è soltanto numerico elettorale, ma anche di idee che in qualche modo, e lui stesso ha detto di idee, gran parte di idee che ha col caso sulla Lega, quindi su questo noi ci stiamo lavorando e lavoreremo e continueremo a lavorare, e credo che, anzi sentendo anche in giro, sta avendo anche un grosso successo su questa sua partita che sta mettendo in campo con noi. Miriam Di Peri. Eccolo. Ecco. Allora, ne ho due. Siamo a 2-2, una domanda, a chi? Vai. A 2-2, sì. Intanto Così. a chi? Allora, una per Durigon. Una per Durigon, dato che abbiamo poco tempo. Parliamo di Fino autonomia alle differenziata. 3:10 può stare con noi. Quindi insomma. Ah, può venire, d'accordo, quindi, stiamo ancora un po' di là. non deve andare via. Parliamo di autonomia differenziata e Sicilia.
Cioè, come convincere i siciliani del fatto che l'autonomia differenziata possa essere una strada percorribile in questa regione? Aggiungo un elemento. Nell'ultima seduta dell'Assemblea regionale, per opera dei deputati leghisti, si sono fatti promotori di una mozione, non entro nei tecnicismi, per approvare un articolo dello Statuto siciliano attraverso il quale alla Sicilia sarebbero potuti arrivare 3 miliardi di euro in più in termini di gettito fiscale. Questo perché, motivano i leghisti siciliani, si consentirebbe in questo modo di alleviare, di calmierare, mitigare il costo dell'autonomia differenziata per l'isola. Quindi insomma c'è un tema di costo oggettivo che dovrebbe sostenere l'isola per attuare l'autonomia differenziata. Come la state portando avanti questa narrazione con gli elettori siciliani? Guarda, Questo è un altro grande tema, diciamo, che si intestava intanto alla non è Lega, una narrazione ma è un dato di fatto. Allora, l'autonomia esiste come concetto nella nostra Costituzione, è un elemento fondamentale. Credo che dare forza alle regioni di poter gestire con le proprie iniziative e con delle risorse opportune, approvati i famosi REP, credo che sia una grande opportunità per chi amministra in questo caso. La Sicilia già è un passo avanti perché è già una regione autonoma per tante cose, no? Quindi questo è già un passo avanti rispetto alle altre, quindi non credo che ci sia una paura da parte dei siciliani su questa autonomia. Credo che l'autonomia va considerata come elemento di opportunità che noi possiamo dare, che possono avere gli amministratori. Io non c'è nessun atto nell'atto scritto dell'autonomia dove c'è una preclusione nelle risorse da dare a una regione rispetto a un'altra, anzi non c'è nessun atto che dice che in qualche modo le risorse devono rimanere là di quelle che pagano le famose tasse, come viene detto. Invece c'è solo un atto che dice che se tu spendi bene le risorse che ti hanno dato e quindi hai dei vantaggi, quelle risorse le puoi spendere anche per altre attività. Questo secondo me è un concetto di autonomia che può essere rilevante per gli amministratori locali e dà una forza in più per poter gestire questa partita che secondo me è fondamentale. E poi chiudo dicendo, nelle altre regioni in particolare, se il disastro che noi abbiamo in questo momento in talune regioni non lo possiamo dare colpa all'autonomia che non c'è. L'autonomia forse non sarà uno strumento per evitarlo. Miriam, prima della seconda domanda, io vedevo Barbara Evole che si agitava sulla poltrona, faceva smorfie, insomma, e che credo che oggi in questo parterre sia la lista più a sinistra, diciamo, del parterre. Noi siamo assolutamente contro l'autonomia differenziata che rischia chiaramente di amplificare quella sperequazione che già esiste fra le diverse regioni, perché significa gettare a mare quelle regioni, in particolare del meridione, che non avendo un gettito proprio avranno difficoltà ad investire in settori che devono assolutamente rimanere nelle mani dello Stato. E stiamo parlando dell'istruzione e stiamo parlando del sistema sanitario, cioè questi devono continuare a rimanere centralizzati. Non è possibile immaginare che ogni regione possa mettere a disposizione anche quello che non ha. C'è già una difficoltà enorme se io penso al mondo della scuola e delle università. Già la regione Sicilia nelle classifiche nazionali sicuramente non è ai primi posti per gli investimenti, per le mense scolastiche, per gli investimenti nel settore dell'infanzia. Così significa gettare a mare. Questi servizi devono rimanere pubblici. E dico un'altra cosa, gran parte delle difficoltà è legata al patto di stabilità. Perché non parliamo anche di questo, delle difficoltà che le regioni hanno e che i comuni soprattutto hanno per poter investire in questi settori? Qui continuiamo a ragionare su un progetto politico che vuole vedere un'Italia a più velocità, quando invece dovremmo ragionare su altro, su un rilancio che possa consentire alle regioni di camminare insieme su temi così delicati come quelli che si vogliono decentrare. Durio vuole rispondere, se volete intervenire anche su questo tema dell'autonomia provo a differenziata. fare un po' di sintesi così mi prendo tutto il mio spazio e poi ve lo lascio tranquillamente. Intanto... No, perché deve conservare un po' di spazio per presentarsi la lista qui, vabbè, ma i suoi candidati. intanto quello che dico è questo, l'autonomia non è
una situazione dove praticamente viene estrapolato quello che sono le varie necessità. Ogni regione può scegliere le materie che vuole in qualche modo gestire da sola, le può scegliere tutte quante o anche nessuna. È una scelta della regione stessa che può lasciare al centro oppure deportarli verso per questa scelta. C'è proprio scritto questo. Nessuno parla che in qualche modo il gettito fiscale rimane alle regioni. Non c'è nessuna scritta questa cosa. Nessuno ha mai scritto questa cosa. Basta leggerlo a volte e si capisce. Tanto è vero che se era uno degli argomenti è stato proprio tolto. Quindi il gettito non è più previsto quello che ti entra spendi. Ma se la Sicilia vuole la scuola gestirsi, l'istruzione, la scuola eccetera, può farlo, esatto. Se non vuole può comunque restare come. E dopo i LEP sono determinati per tutti, non significa che la Sicilia può spendere soltanto i soldi del suo gettito, non c'è scritto da nessuna parte. Nessuna parte scrive questo. Ma i tagli sono già stati fatti, scusi se mi permetto, è da anni che vengono fatti, allora, se lei mi dice alle regioni e ai comuni, dico io sono stata un'amministratrice locale e se so lei dice che i tagli sono stati fatti, io sono pienamente d'accordo, ma non c'entra l'autonomia, quei tagli sono stati fatti senza autonomia. E allora prima di ragionare che spacca l'Italia. Allora prima di ragionare di autonomia proviamo a togliere il patto di stabilità, dà la possibilità agli enti locali che non hanno avuto più niente di poterli gestire quelle risorse secondo le loro volontà. Quali risorse dobbiamo gestire? Ma scusi, perdoni, no, le risorse sono quelle che oggi gestisce il centro e invece vanno a finire, la regione sceglie lei quali sono le vere priorità. Però su questa storia dell'autonomia differenziata voglio sentire anche gli altri, perché per esempio era solo per farvi capire, per dire, nessuno parla del gettito della regione che rimane quello, non c'è scritto nessuna riga di questa legge, nessuna riga. Italia, lei che fa il sindaco, insomma, su questa storia dell'autonomia, insomma, ma io devo dire che, lo ha detto il rappresentante della Lega, l'autonomia è prevista nel dettato costituzionale, bisogna capire quale autonomia, ma Durigon parlava di LEP, se i LEP non vengono finanziati, l'autonomia differenziata si traduce esistono già in adesso una... LEP. Ma non sono finanziati, non sono finanziati, non sono né determinati né finanziati, quindi di che parliamo? Non solo, consentire che ci sia un'Italia non a una doppia velocità ma a 10 velocità diverse, con regole diverse in tutte le regioni, significa anche impedire e ridurre l'attrattività del paese per investimenti stranieri, perché quale imprenditore viene in una nazione a investire in un luogo dove da regione a regione cambiano le regole? Esistono alcune materie che non possono essere delegate all'autonomia delle singole regioni. Io parlo della sicurezza, della sanità, dell'istruzione, e quindi questa riforma va riscritta, perché l'idea di spingere l'autonomia là dove è possibile lui dice già corretta così, cioè la sanità è già in capo alle regioni. Il 70% del bilancio di ogni regione è la sanità che loro gestiscono, sì, ma non è un'altra, cioè non è che la sanità viene oggi in capo alle regioni. Ma non puoi stabilire che il medicinale in Sicilia costa X e in Lombardia costa Y, perché questo sarebbe folle. Ma non fa questo l'autonomia, l'autonomia non fa questo, non è vero che fa questo, l'autonomia non gestisce questa. Calderoli ha scritto una norma, avete approvato. Scusi, però l'autonomia mi deve trovare una riga dove si scrive che il medicinale viene imposto da una regione e non dallo Stato centrale. Aspetti, perché io le devo conservare qualche minuto, perché dobbiamo parlare con lei anche di Ponte e della lista, perché siamo qui anche per parlare della lista delle europee. Allora, Musolino. Vogliamo proprio parlare di sanità e autonomia differenziata? Bene, sebbene il sottosegretario dica non c'è scritto da nessuna parte nel testo di legge, nel testo di legge c'è una contraddizione che è stata il frutto di quella della battaglia che abbiamo portato avanti in commissione, perché nel progetto originario c'era prevista che l'autonomia differenziata sarebbe stata applicata ad invarianza di spesa, cioè lo Stato non mette nessuna risorsa aggiuntiva rispetto a quelle che già esistono, il che voleva dire evidentemente che le risorse sarebbero state soltanto quelle locali, che le regioni che aderivano all'autonomia differenziata avrebbero dovuto riservare per il proprio territorio. Poi in battaglia, insomma nel vario dibattito in commissione, abbiamo messo dei paletti che sono dovuti per forza essere applicati, e abbiamo previsto che comunque i LEP devono essere garantiti in maniera uguale su tutto il territorio comunale e su tutto il territorio nazionale. E il secondo aspetto... Lui però sta dicendo è così. Cioè, no, senso... perché ora vi dico perché è una contraddizione in termini. La seconda cosa è che l'altro impegno che è stato inserito nel disegno
di legge è che comunque anche le regioni che non aderiscono all'autonomia differenziata devono avere garantiti gli stessi livelli dei servizi. Allora mettiamoci d'accordo, se devono essere uguali su tutto il territorio nazionale, se devono derivare da fonti specifiche di finanziamento, ma lo Stato non ci mette neanche una risorsa aggiuntiva in più, ditemi come si può applicare questa autonomia differenziata. Prova ne sia il fatto, sono fermi al palo sulla determinazione dei LEP, perché ancora la Commissione non si è espressa e non si esprimerà. Ci sono anche LEP che non è possibile quantificare. Quant'è il LEP del trasporto pubblico locale? Come lo facciamo a quantificare? Come lo facciamo a quantificare in Sicilia, dove non ci sono neanche le autostrade, dove non ci sono le strade, dove c'è un gap infrastrutturale assurdo? Rispetto a una Lombardia in cui lo Stato ha investito negli ultimi 30 anni per fare strade, autostrade, infrastrutture. Allora, o noi ci mettiamo tutti insieme allo stesso punto dei nastri di partenza e poi ogni regione può misurarsi sulla sua capacità di gestione delle risorse, oppure così facendo è chiaro che il divario iniziale, il gap sul quale già siamo misurati, si aumenterà esponenzialmente. Allora, devo provarci, perdonatemi che devo provare. Allora, l'autonomia determina chi deve gestire le risorse. Quando si dice a spesa invariata significava che non c'erano supplementi per il Veneto o supplementi di qua, o non c'erano incassi diversi, era lo Stato odierno che non è autonomia del centro. Lei sta dicendo che quei soldi non bastano ora, neanche ora, con questa modalità a dare risposte, ma qui cambierebbe soltanto chi le deve determinare, chi determina chi è che deve fare cosa e non altro. Scusate. Questa è autonomia, non è che togliamo risorse alla Sicilia e diamo al Veneto, non è così. Non è possibile proprio Barbagallo assolutamente. Esiste un principio, scusatemi, esiste un principio solidaristico che regola poi gli strumenti di finanza pubblica. Ma esiste anche adesso. L'autonomia non determina più soldi al Veneto. L'autonomia non determina più soldi al Veneto e Sicilia. Scusate, quando le risorse vengono tolte al sud, ma quello non è l'autonomia, ma non è l'autonomia che ha fatto questo, scusate. Datevi un ordine, se no vi devo fare la tribuna elettorale. Fatto con Draghi. Questo ditelo, non c'è niente di male, basta dichiararlo. Avete bloccato l'ottimo lavoro che si è fatto sui fondi della coesione, di fatto paralizzando un lavoro che era stato fatto. È il governo, siete al governo, non è che siete al governo. Eravamo al governo, Mussolini, ma poi Michela che vuole intervenire. Ma quando il sottosegretario Durigon dice non ci saranno risorse aggiuntive per il Veneto, è meno male. Il problema è che le risorse del Veneto, che sono il frutto degli investimenti che lo Stato negli anni ha fatto verso il nord Italia, a discapito del sud, resteranno sul Veneto. La Calabria quale risorse ha da investire sulla sua stessa autonomia differenziata? Allora, tant'è vero che il Presidente il Scusate, perché allora è un problema di maggioranza bello evidente. Il Presidente Occhiuto, il Presidente della Regione Calabria, proprio ieri si è dichiarato contro questa autonomia differenziata, contro questo disegno di legge, quindi è evidente che non è come la vogliono raccontare. Desideravo aggiungere una cosa, se posso, Luca, così riconduciamo anche questo, questa fetta del dibattito alle questioni europee, che sono quelle di imminente attualità. Ma basta fare l'esempio di quello che è uno dei principi fondanti dell'Unione Europea, che è il principio della coesione territoriale. Ricordo che nel budget che gestisce l'Unione Europea almeno un terzo delle risorse a oggi, poi potrebbe essere anche rimodulato, vanno su fondi per la coesione. Il principio dei fondi per la coesione è esattamente l'opposto di quello che si sta esponendo nel dibattito. Significa dare più contributi, più fondi europei, che poi sono soldi di tutti, sono quelli degli Stati membri, non è che vengono da qualche parte regalati, alle regioni che più ne hanno bisogno. Non a caso la Sicilia è purtroppo una regione a ritardo di sviluppo da tempo immemore, e questa esperienza dovrebbe dire qualcosa, perché se non sono bastati 25 anni di fondi europei a fare uscire la Sicilia dal suo gap anche infrastrutturale, a proposito di Ponte dello Stretto, del quale penso si parlerà tra poco, figuriamoci che cosa succederebbe con un meccanismo del genere. Poco fa Durigon diceva se la regione è in grado di spendere bene è tutto a posto. Purtroppo la Sicilia non è in grado di spendere bene. Allora un attimo, ma proprio per questo intanto domande un po' più anche considerazioni un po' più rapide. Io non dico questo, io sto solo dicendo che l'autonomia permette
ai politici locali che governano le regioni di gestire queste risorse che oggi gestisce il centro, non è una cosa in meno in più. Viene spostata la gestione. La cosa di dire che in qualche modo l'autonomia porta meno risorse è una bugia. È una bugia, pone soltanto interesse chi gestisce queste risorse, il centro o in questo caso Schifani. Allora, noi preferiamo che le risorse le possa gestire Schifani, questo punto, stop. Allora un attimo, Antonio, io anticipo la tua domanda, guarda, ti faccio vedere delle immagini perché tanto lo so che cosa vai a chiedere tu. Vediamo questo servizio che riguarda l'entroterra siciliano, guardate che cosa viviamo noi mentre si parla di Europa, mentre stiamo parlando appunto di elezioni europee, quindi come dire di un'idea di comunità, tutti con le stesse possibilità e con le stesse risorse. Il servizio. Abbandonate da tutti, dalla provincia, dal comune, dalla regione, dallo Stato. Sono tutti abbandonati. Io percorro tutte le strade secondarie della Sicilia. Niente, noi siamo al terzo mondo qua. Prima bisognerebbe sistemare la Sicilia in sé, come viabilità, autostrade e tutto. Come lo vede il futuro di suo figlio? Brutto perché lui ha la passione della campagna e mi dice papà, ma come andrà a finire? E un padre le dice non lo so come andrà a finire. Strade, infrastrutture, campagna che soffre, futuro per le giovani generazioni. Antonio, dove siamo qui? Queste immagini le girate tu? Sì, qui siamo nella strada provinciale 75, che è quella che inizia proprio lambendo il Sicily Outlet Village. Quindi non possiamo fare pubblicità, anzi un po'. Come l'hai fatto? Lo devo precisare. Vabbè, il centro diciamo di Agira. Da quella struttura parte una strada provinciale di circa 8 km, per percorrerla sono necessari oltre 90 minuti ed è solo una delle tante strade provinciali e anche strade statali che versano in queste condizioni. Ci sono persone che ormai sono rassegnate a vivere isolate, ci sono aziende agricole che vengono abbandonate e soprattutto in quel filmato si vede un ragazzo che ha la testa bassa a 20 anni nel momento in cui dovrebbe pensare alla possibilità di costruire il suo futuro nell'azienda che ha creato il padre e invece sa che non lo può fare perché quell'azienda è irraggiungibile. La domanda è innanzitutto per Durigon, uno, anche con il Barbagallo. Così finisce il tempo, dice. Così finisce il tempo, però datelo in questo momento. Prego, continua, non ti preoccupare. In questo momento si parla del ponte, ma la Sicilia è in queste condizioni. Come fate a spiegarlo ai siciliani? Prego. Allora, vado non lo subito. consumi tutto e deve parlare della lista, se no poi non facciamo un servizio. Tutto, non fa niente, meglio parliamo di questi temi che sono più importanti. Allora, intanto il ponte serve sicuramente, oltre all'Italia in generale, quindi creare sicuramente un'infrastruttura importantissima, serve anche perché poi appresso al ponte con la grande infrastruttura può essere sicuramente un volano per far costruire tutte le altre attività. E qui torno però un passo indietro sull'autonomia. Quello che noi vorremmo, per esempio, se Schifani o l'amministratore di quella città dice come priorità da fare quella strada, noi vorremmo che lo possa decidere lui e non che lo decida il centro, perché sa qual è il problema che ha quel paese, sa qual è il problema della sua regione. L'autonomia non è meno soldi, è il potere di decidere come vanno spesi i soldi e quel potere lo decide la maggioranza che sta in quella regione. Interrompo un attimo, faccio un breve sondaggio qua con i nostri ospiti. Lei è favorevole o contrario al ponte? Sono contrario al ponte. È contrario al ponte, diciamo, personalmente o diciamo come idea politica del PD? Perché? Allora, io credo che la genesi del provvedimento ministeriale con decreto legge in Consiglio dei Ministri e poi in aula ha dimostrato anche a tanti che l'obiettivo
non è fare il ponte o fare l'infrastruttura, l'obiettivo è quello che si muove attorno a questo provvedimento che impegna un sacco di risorse per consulenze, per posti di sottogoverno. Finora il ponte è stato solo questo. Quindi diciamo lei è contrario, diciamo, per tradurre, anche per farci comprendere, è contrario a questo tipo di idea non di è ponte? una contrarietà ideologica. Questo progetto di ponte, per così come immaginato da Salvini e da Salini, per noi Quindi è fatti in altro realizzabile. modo, con un altro tipo di progetti, con altre, l'abbiamo con studiato altri quando studi, eravamo, con altre... abbiamo studiato quando eravamo al governo altre ipotesi di Quindi non mi collegamento piace il stabile. ponte di Salvini. Annino, lei che non ha parlato, è favorevole o contrario al ponte? Alternativa popolare. Noi siamo a favore di ogni infrastruttura che modernizzi la Sicilia, perché è evidente dallo stato della nazione, basta guardare una cartina geografica, che ci sia un grande gap infrastrutturale fra il nord Italia ed anche il centro e il sud, specialmente la Sicilia. La situazione di quelle persone che voi avete fatto vedere è una situazione che tutti noi conosciamo, non riguarda solo le strade, non riguarda solo l'eventualità del ponte, ma riguarda anche gli acquedotti, riguarda gli invasi, riguarda la protezione del territorio da frane, smottamenti ed altro. Questo è un fatto che riguarda sicuramente anche l'Europa, perché c'è il corridoio che dalla Scandinavia arriva alla Sicilia e arriva a Palermo attraverso Messina e Catania, che è un corridoio estremamente importante, portato avanti ed evidenziato dalla stessa Unione Europea. Questo ponte, diciamo, è un'opera grandiosa che vogliamo credere sia fatta nel migliore dei modi, e non abbiamo preclusioni in merito. Sì, sono favorevole perché potrà veramente rappresentare uno sviluppo. Solo così, era, diciamo, per capirci, voi Musolino, come Stati Uniti d'Europa, favorevoli o contrari? Siamo favorevoli, ma con tutte le obiezioni. Quindi non favorevoli ma non al ponte di Salvini, chiamiamolo così per semplificare. No, non siamo contrari al ponte di Salvini, siamo favorevoli, ma nutriamo un elevato grado di attenzione a che il progetto si faccia veramente e non si incominci un'opera. Adesso ne che parliamo un po' meglio, intanto così liberiamo anche Durigon. Si facciano le opere complementari. Durigon, lei deve fare strada oggi in tutta la Sicilia, quindi le guardi bene queste strade, già le fa da un po' di tempo. C'è un problema assolutamente riguardo al territorio e alla scellerata scelta di sopprimere le province, e queste sono le conseguenze, perché lo stato delle infrastrutture, delle strade in Sicilia, da quando non ci sono più le province, è possibilmente peggiorato. Italia, lei è favorevole o contrario al ponte? Cioè non lei come Francesco Italia, come listazione. La relazione, diciamo, non sto chiedendo un parere personale, proprio come lista che noi siamo favorevoli al ponte. È chiaro che parlare di ponte, lei adesso Durigon gira la Sicilia e poi vediamo quelle immagini, quindi oggi fa Messina. Raccontare ai siracusani che ci impiegano 3 ore e mezza per raggiungere Palermo che faremo il ponte e tutto cambierà, diventa complicato. Lei neanche glielo chiedo, perché insomma è evidente, lo avete manifestato più volte. No, voi siete contrari. Contrari perché non è questo peraltro il problema. Voi siete contrari proprio idealmente al ponte? No, non è un fatto ideologico, dico un fatto logico. Noi non abbiamo il problema di raggiungere l'Italia, noi abbiamo il problema di collegarci con il resto della Sicilia, e diceva bene poco fa la senatrice, perché ogni tanto dimentichiamo anche le riforme che vengono fatte in questo paese. Oggi nessuno si occupa più di niente, no? Con questa barzelletta dei costi della politica abbiamo mantenuto in piedi una struttura amministrativa che è quella delle ex province, ma abbiamo praticamente eliminato il livello politico, che era quello decisionale. Ce lo vogliamo ricordare o no? Oggi nessuno si occupa di nulla, dalle strade ai licei, perché le scuole erano gestite dalle ex province, con tutto quello che ne consegue. Poi non dobbiamo dimenticare l'impatto ambientale che un'opera del genere ha, perché questo, diciamo, è un dato che certamente non tira fuori la lista pace, terra e dignità. È uno dei problemi anche il posizionamento di questo ponte in una zona che è bradisismica. Ci sono tutta una serie di questioni che non sono ideologiche, perché quale sarebbe il motivo di voler mantenere distante ulteriormente? Allora, ci ritorniamo durante la trasmissione sulla questione del ponte. Allora, Durigon,
Chiudo con questo ponte, nel frattempo io chiedo alla regia di mandare la sua lista, che è quella che rappresenta la Lega Salvini in Sicilia. Sono convintissimo che la legge Del Rio è sbagliata, sulla chiusura delle province. Però sono convintissimo anche che l'autonomia può essere la risorsa, anche perché vi mettiamo le province che possono decidere ciò che serve al Paese. Quello che loro oggi dicono che non serve, l'autonomia è proprio quella, la decisione di ciò che fare. A fine del tempo ci è riuscito. La mettiamo un attimo una lista, la leggo io così, insomma, la lista della Lega, Salvini con Salvini Premier, i candidati in Sicilia, ci sarà ovviamente Vannacci, ci sarà un ex di Fratelli d'Italia, Raffaele Stancanelli, che è arrivato con voi. Poi chi c'è in questa lista? Nino Germanà, il senatore che vice capogruppo in Senato, poi cittadino della poi c'è la Reitano, anche lei ex candidata, anche lei con Forza Italia precedentemente, poi c'è la Bonafede a Palermo, l'Annalisa Tardino che è anche lei uscente, e poi c'è l'assessore uscente Mimmo Turano. Quindi, insomma, una lista per la Sicilia. Dove volete attestarvi? Che percentuali? Ma io spero che la volontà di arrivare sull'8-9%, questo mi piacerebbe. A livello nazionale? No, a livello regionale. Quindi insomma avete superato di gran lunga, insomma, anche quelle polemiche che dicevano che la Lega, insomma, è a rischio seggio. Però questo lei non no, assolutamente no. Ovviamente. Allora, andiamo in pubblicità. Grazie al sottosegretario Claudio Durigon per aver presentato la Lega Salvini Premier. Ci deve lasciare, eccola qua la lista. Annalisa Tardino, Roberto Vannacci, Ester Bonafede, Antonio Germanà, Nino Germanà, conosciuto meglio come Nino Germanà. Chi è questa Michelina Lunesu? Sardegna. Sardegna, e poi la Reitano, come ho detto, Stancanelli e Turano. Grazie, ci fermiamo per la pubblicità, continuiamo il dibattito subito dopo. E questo è, come avete visto, il materiale, si chiama così, istituzionale, che il Parlamento europeo sta fornendo in tutte le lingue, ovviamente, a tutti i 27 Stati membri per spingere i cittadini europei al voto, perché il tema dell'affluenza alle urne è un tema importante. Abbiamo ristretto, ovviamente, salutando Durigon, che ha tra l'altro anche esaurito il suo tempo per la Lega, abbiamo ristretto come dire, il parterre sul voto e sulla affluenza al voto. Oggi è ultimo giorno di sondaggi. Io vi faccio vedere un contributo che ci ha mandato l'istituto Piepoli, al quale abbiamo chiesto appunto la fotografia a 2 settimane dal voto, anzi a 3 settimane dal voto in realtà, diciamo dello stato dell'arte, quindi come dire, i sondaggi che riguardano i partiti, ma anche che cosa si sta rilevando per quel che riguarda l'affluenza. Mandiamo il contributo appunto dell'istituto Piepoli. Meno di un mese al voto europeo, il primo dato, quello più interessante, più importante, è sicuramente quello dell'affluenza, perché con ogni probabilità l'affluenza, almeno dalle nostre stime, sarà inferiore rispetto a quella di 5 anni fa, quindi intorno a 1 elettore su 2 probabilmente si recherà alle urne, quindi forse questo è davvero il grande segnale che il Paese manda alla politica in relazione alle elezioni europee. Ma passando ai partiti, la nostra ultima rilevazione, da Fratelli d'Italia ormai possiamo dirlo stabilmente, molto probabilmente primo partito del Paese, intorno al 28%, mentre il Partito Democratico si conferma a quelle dimensioni che abbiamo visto, respirato insieme nei mesi passati, intorno al 20%. La terza posizione è del Movimento 5 Stelle, nell'ultima settimana registriamo una flessione di mezzo punto percentuale. Tutte le variazioni dipendono anche un po' dalle liste che sono state presentate proprio negli scorsi giorni. Lo sappiamo che tanta attenzione sarà dedicata a 2 dati. Il primo, tutto dentro al centrodestra. Quale sarà il secondo partito della coalizione di governo tra Lega e Forza Italia? È davvero un testa a testa. Questa settimana per noi cresce lievemente Forza Italia, ma non registriamo una flessione nella Lega, quindi su questo davvero un testa a testa fino all'ultimo giorno. Sappiamo quanto è importante per gli equilibri della compagine governativa. E infine il 4%, l'obiettivo minimo naturalmente di molti partiti, l'obiettivo principale soprattutto per AVS, Alleanza Verdi Sinistra, che in questo momento diamo il 4%, e per Stati Uniti d'Europa e Azione, 2 partiti che giocano sostanzialmente sullo stesso elettorato, competono per gli stessi elettori. In questo momento
un po' avanti Stati Uniti d'Europa, ma Azione guadagna mezzo punto percentuale proprio questa settimana e lo sentiamo piuttosto in crescita. Va bene anche il Partito Libertà, la lista di Cateno De Luca, ma sia per la lista di Cateno De Luca che per la lista di Santoro, naturalmente l'obiettivo 4% è difficile ma non impossibile. Allora, rientriamo, queste erano le analisi dell'Istituto Piepoli. Io mi rivolgo subito a quelli che non c'erano in quella grafica, no? Perché in quella grafica c'era un 4,5% che è altri. Se riusciamo a rimetterla, lo chiedo alla regia, c'era la lista Libertà Cateno De Luca che risulta al 2, quindi vuol dire, secondo l'Istituto Piepoli, per come è rappresentata quella grafica, che i vostri partiti, ovviamente Alternativa Popolare e Pace, Terra e Dignità, sono sotto, ancora sotto, quella soglia del 2%. Eccolo qua, questa è la grafica, guardate, io mi sposto, la vado a vedere qua, questo è ovviamente è dato il 4,5% che raccoglie tutti quei movimenti, lo ricordo, in Sicilia ci sono 11 liste, nelle altre circoscrizioni ce ne sono 12, quindi c'è una lista in più. Allora, che tipo di campagna elettorale state facendo? Mi rivolgo a Pace, Terra e Dignità e Alternativa Popolare, perché insomma questo è poi il tema. Come si fa a convincere gli elettori che poi a un certo punto decidono, no, lo sappiamo, ce lo insegna la storia, anche per il voto utile, cioè se si vede in base a questo rilevamento che il voto non è utile perché non supera lo sbarramento del 4%, diciamo, come si fa a orientare questo tipo di elettorato? Parto da Annino, che ha meno tempo. Intanto che ovviamente uno sbarramento del 4% è pregiudizievole per ogni lista nuova, quindi crea delle condizioni di difficoltà alla gente che si organizza in un partito di farsi rappresentare. Al di là del numero dei voti, sarebbe auspicabile un tipo di legge differente che fosse puramente proporzionale. Ma detto questo, è chiaro che in un sondaggio nel quale vengono presi in considerazione soltanto specificamente alcuni partiti, può sfuggire un'analisi del voto che potrà essere chiara soltanto dopo le votazioni stesse. Noi speriamo di poter raggiungere la soglia di sbarramento, ma anche qualora non riuscissimo a questo, è importante che si veda un segnale di cambiamento, perché la nostra lista vuole avvicinare appunto le istanze della gente al palazzo della politica, che spesso viene visto come troppo autoreferenziale e troppo preso da beghe interne che poco sono intellegibili dall'esterno. Quindi in questo senso noi auspichiamo di poter raggiungere quel risultato, e comunque un risultato importante. Barbara Evola. Vorrei partire subito dal voto utile. Io trovo molto scorretto. Utile, scusi, è utile per l'elettore, cioè nel senso no. che valuta utile il suo voto. C'è chi ha costruito delle campagne elettorali sul voto utile. Un voto è utile a prescindere perché è espressione di democrazia. Una democrazia mutilata, perché questi tetti che vengono messi è chiaro che rendono molto difficile riuscire a superare lo sbarramento in una condizione che accomuna tutti, anche i grandi partiti, che è quella di una grande disaffezione verso la politica, soprattutto delle giovani generazioni. L'altro elemento che riguarda in particolare le elezioni europee, che vengono sentite sempre come cose distanti e che non hanno una ricaduta sulla vita quotidiana, quindi lì l'astensionismo aumenta ulteriormente. Noi sapevamo che sarebbe stato difficile ed è una sfida difficile che abbiamo voluto portare avanti, e devo dire che la raccolta delle firme, che è stata una grande mannaia, è stata però per noi anche la grande occasione di avvicinare le persone e di poter presentare il nostro programma, di spiegare perché pensiamo di poter essere utili in Europa, portando una voce completamente diversa dentro il Parlamento europeo. Ce la faremo, non ce la faremo, abbiamo difficoltà ovviamente ad entrare nei grandi circuiti della comunicazione, però con il porta a porta, anche con i metodi tradizionali, con devo dire anche lo con stare Santoro, in che è sempre piazza. in televisione, no? Non so. Santoro sì, certo, sicuramente è un elemento trascinante, Michele, però devo dire che c'è anche tanto entusiasmo dei volontari e delle volontarie che hanno lavorato e stanno continuando
continuando a lavorare, saremo lì insomma fino a quando sarà possibile. Allora, grazie Barbareva. Io adesso mi rivolgo ai colleghi, dico se n'è andato Durigon, adesso dico divertitevi, c'è Barbagallo che ha utilizzato 47 secondi. Ecco, subito, io sapevo. C'è Santoro con Cuffaro, Renzi e Calenda che litigano. Insomma, ce n'è, mi pare, no? Di carne al fuoco. Allora, vai Miriam. Sì, allora intanto per Barbara Evola sicuramente una domanda facendo un passo indietro e tornando a quella fase di presentazione delle liste in cui la lista di Santoro si è trovata appunto a raccogliere le firme e ad avere il sostegno della DC di Toto Cuffaro, sostegno che in qualche misura ha spaccato i volontari e le volontarie tra chi come Santoro che io ho intervistato su questo tema e mi disse che ovviamente non poteva impedire a nessuno di raccogliere le firme e disse di più, disse sarebbe pericoloso se si creasse il precedente democratico per cui qualcuno impedisca di raccogliere delle firme per la partecipazione di una lista, quindi ne faceva appunto un principio di democrazia. Non sono stati dello stesso avviso i militanti insomma, della lista a livello territoriale che uscirono con un comunicato molto duro dicendo che non volevano le firme di Toto Cuffaro. Ecco, ma queste firme alla fine, Evola, ci sono state oppure no? E poi ho una domanda per Barbagallo. Va bene. Sì. Allora, sicuramente ci sono state quasi 18.000 firme che noi abbiamo raccolto una per una con i nostri banchetti e sono le firme che abbiamo raccolto noi, certificato noi, che abbiamo portato in tribunale e poi abbiamo anche prodotto diciamo, le certificazioni che inizialmente ci avevano impedito di portare tutta la documentazione completa. Quindi i militanti e le militanti hanno raccolto fino all'ultimo minuto e adesso sono impegnati nella campagna elettorale, fuori da qualunque polemica. Penso che Santoro abbia risposto alla questione, nessuno ha chiesto aiuti e sostegni e le firme che noi abbiamo prodotto in tribunale sono le firme che abbiamo raccolto una per una. Faccio una domanda ai colleghi, la faccio così, ma come si fa a vedere se qualcuno mandato da Cuffaro ha firmato nei fogli di cose? Non si può sapere? No, Credo Michele. che lui abbia portato una bella provocazione, ma... Michela, prego. Le firme vengono raccolte con il documento di identità. Mica c'è scritto questo dice la legge, ma ci mancherebbe altro. Io invece, Evola ha un po' diciamo bypassato la domanda di Miriam Di Peri. Barbagallo che non parla 47 secondi mi fa impazzire. Allora facciamo una domanda a Barbagallo. Faccio subito la domanda a Barbagallo, così tagliamo la testa al toro. Visto che abbiamo visto quale potrebbe essere, ahimè, credo che sia realistica, la percentuale di affluenza disastrosa alle elezioni europee, chiediamoci anche per quale motivo. Secondo me tra questi motivi c'è anche l'assenza totale di spiegazione riguardante i programmi elettorali di ciascun spiegamento. E vado alla domanda: ma che c'entrano nelle liste, e Barbagallo non mi risponda per favore, sono indipendenti perché almeno dovrebbero avere una comune identità di pensiero, che c'entrano nelle liste del PD Cecilia Strada e l'ex direttore dell'Avvenire Tarquinio e Alessandro Zan, e potrei aggiungere altri. Quindi, visto che siamo in tema, proprio oggi la notizia del mancato accordo, mancata sottoscrizione della legge UE sulla questione di LGBT. Ecco, se dovessero trovarsi domani a votare in Parlamento europeo Alessandro Zan e Tarquinio su questa questione, cosa succederebbe? Ognuno andrebbe per gli affari suoi, immagino. Allora, nella costruzione delle liste è stato dato spazio in tutte le circoscrizioni non soltanto ai dirigenti del partito ma anche a storie personali di impegno civile e sociale. Certamente Cecilia Strada e Tarquinio rispondono a questa esigenza, a questa domanda. Su Zan il discorso è diverso, un mio collega, ha una storia anche nelle istituzioni, è stato consigliere comunale, eccetera, quindi non li paragonerei fino in fondo. Certamente attorno alla vicenda di Tarquinio c'è il grande tema della pace, che credo è l'argomento su cui gli elettori si interrogano di più, l'aspetto che preoccupa di più alla vigilia di queste elezioni europee, e credo che
Tarquinio ha dimostrato spessore, autorevolezza, competenza e il Vaticano è stato oggi probabilmente l'interlocutore più autorevole e quel mondo anche interprete autentico di costruttori di pace, a differenza della diplomazia italiana che francamente è parsa inadeguata dall'inizio fino a ieri sera. Per quanto riguarda, ci ho arretrato un po' di cose partendo dall'autonomia differenziata. La nostra Costituzione all'articolo 5 è categorica e dice che la Repubblica, virgola, una e indivisibile, virgola, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo. Questa è l'autonomia prevista dalla nostra Carta Costituzionale e dai nostri padri costituenti. Quella che vuole fare la Lega, che ancora oggi si chiama Lega Nord per l'indipendenza della Padania, è un'altra autonomia, è un'autonomia che spacca ancora di più il paese. Noi in questo momento in Sicilia abbiamo liste d'attesa interminabili per le visite specialistiche, abbiamo i pronto soccorso che stanno esplodendo, serve una sanità che sia uguale dal Trentino fino a Capopassero, a Portopalo di Capopassero, e invece abbiamo differenze pesantissime tra una regione e un'altra che lo Stato nella sua unità è chiamato a colmare. La cosa insopportabile del disegno di legge l'autonomia differenziata che è arrivata la scorsa settimana alla Camera è che non solo non ci sono le risorse per i LEP, e questo Durigon prima non ce l'ha detto, ma non c'è neanche un'idea di come distribuire queste potenziali risorse fra le regioni. La Lega con l'autonomia differenziata fa fede alla sua mission, che è quella dell'indipendenza della Padania e di spaccare l'Italia in due. Il Partito Democratico pone al centro della sua sfida per queste elezioni europee proprio la lotta contro l'autonomia differenziata, e la nostra segretaria, candidandosi capolista nel collegio delle isole, marca proprio la nostra terra come uno dei fronti della battaglia politica più importante proprio per avversare questo progetto di autonomia differenziata. Trovo stucchevole poi che alcuni partiti continuano ad avere un atteggiamento ambiguo sull'autonomia differenziata, in particolare Azione, che ha votato a favore al Senato e contro alla Camera. Il PD è contro questo disegno di legge. Se andranno avanti continueremo una mobilitazione nelle piazze. Sul ponte è una vergogna, ancora aspettiamo dopo 1 anno e mezzo di legislatura la prima opera che il governo Meloni finanzia in Sicilia, ancora non c'è un'opera e hanno pure definanziato col voto contrario e quindi favorevole al definanziamento dei deputati eletti in Sicilia la modica Scicli che il Partito Democratico aveva finanziato quando era al governo. Noi aspettiamo la prima opera, c'è l'imbarazzo della scelta, dall'anello ferroviario, dal completamento dell'anello ferroviario al nodo Catania, alla nord-sud, al raddoppio della Paternò-Adrano per intero, alla Palermo-Agrigento, alla Marsala-Mazzara e al completamento della Siracusa-Ragusa. Queste sono le opere che aspettano i siciliani, per non parlare dell'emergenza siccità, dove in questo momento il servizio di Condorelli è eloquente. In questo momento siamo in questa situazione così grave perché col governo Musumeci sono stati bocciati 31 progetti su 31, pari a 400 milioni di quelli che dovevano servire per l'emergenza irrigua. Il commissario per la siccità ha individuato 27 interventi adesso col governo Meloni per 860 milioni di euro e ancora non ne ha finanziato neanche uno. In questo momento, finisco Luca, a Ponte Barca c'è una perdita di acqua di 400 litri al secondo e il governo regionale non solo non riesce a fare l'intervento, non si è capito ancora se lo deve fare la protezione civile o l'assessorato regionale alle acque e ai rifiuti. Insomma, è un governo di incapaci a Roma e a Palermo da parte del centrodestra e la Sicilia aspetta delle risposte. Allora, questo Barbagallo credo voglia rispondere ovviamente sull'autonomia differenziata. Sì, io quando sento parlare del PD, non me ne vorrà il mio amico Anthony Barbagallo, dico che ogni tanto ho qualche sussulto di grande ammirazione, perché vedi, loro riescono a tenere dentro qualunque cosa, perché lui ha appena cercato di dire sulla domanda, devo dire insidiosa, della giornalista Giuffrida, che in qualche modo giustifica le posizioni di Tarquinio. Le posizioni di Tarquinio, questo signore è andato a dire che in Ucraina bisognerebbe fare come a Tiananmen, quindi bisognerebbe provocare uno sterminio del popolo ucraino, un po' come è successo
a Tiananmen. Aggiungo che lo stesso soggetto ha dichiarato che avrebbe votato contro la legge sull'aborto. Vedi, prima si diceva ma come mai i cittadini non vanno più a votare? Perché i cittadini sono disorientati da queste posizioni che vogliono tenere dentro tutto e determinano poi un totale scollamento tra la politica e il cittadino che smette di seguirti. Perché Azione ha votato, avete visto e tu hai sentito il mio intervento, io ho detto io sono favorevole all'autonomia perché l'autonomia è prevista dal dettato costituzionale. Ritengo che il modo in cui il governo abbia interpretato questa autonomia differenziata sia totalmente sbagliata perché non hanno idea di dove prendere le risorse dei LEP, perché non ci sono i LEP a differenza di quello che diceva Durigon. Ma vede, l'esempio più plastico di questa capacità di tenere dentro tutto lo abbiamo avuto anche prima dal sottosegretario Durigon, che in qualche modo diceva che questo Vannacci sarebbe un indipendente. È un indipendente, ma è un capolista che ha anche in Sicilia ha quindi il traino della lista della Lega. Come fai a dire che chi traina la lista è un indipendente? Perché c'è questa convinzione che siccome fai politica ci sta dentro tutto, puoi dire tutto quello soprattutto in questo che caso vuoi. delle europee. Ma non c'è dubbio, ma io le dirò di più, davvero mi stranizza che il segretario del PD non abbia approfittato per stigmatizzare la follia a cui il governo ha portato il nostro paese, che ieri ha votato insieme alla Romania, alla Bulgaria, alla Repubblica Ceca, alla Slovacchia. Io dico, ma abbiamo capito cosa vuol dire andare a votare alle europee in questa tornata elettorale? Vuol dire da che parte stare della storia in questo momento, se stare con gli Orban, se rendere l'Italia un paese piccolo e insignificante che traina i sovranisti europei, o essere un paese che rivendica la grande tradizione di cultura, di civiltà, faro della democrazia che noi siamo stati. Allora l'impegno di Azione è riportare la politica a un contesto alto in cui i valori sono davanti a tutti. Noi vogliamo certamente la pace. Io sono sindaco di una città che è stata intitolata ai diritti umani e alla pace, quindi io la voglio e la desidero fortemente, ma questa pace non può significare chiedere a un popolo di arrendersi, perché l'Italia è la patria dei partigiani che hanno difeso con le unghie e con i denti a sacrificio delle proprie vite la propria libertà. Noi siamo per la libertà del popolo e per l'autodeterminazione del popolo ucraino, e aggiungo e concludo che noi non vogliamo in alcun modo fomentare la guerra, vogliamo arginare l'invasione di Putin e avere un'Europa più forte come noi la vogliamo e come noi contribuiremo a fare se gli elettori riconosceranno nella nostra proposta politica una proposta che incontra il loro desiderata. Vogliamo impedire che l'Italia diventi un paese di serie C che traina questi sovranisti verso un buio passato dove soggetti come Vannacci avranno ampia molto chiara questa possibilità di posizione. Poi insomma gliela ribalto la domanda, magari voglio sentire anche Annino, che ha parlato poco sulla lista che accanto a lei anche in questo posizionamento è Stati Uniti d'Europa, perché voi poi in qualche modo c'è stato un momento in cui potevate camminare insieme, poi si è rotto anche questo idillio. Annino, voi invece avete un leader che è anche lui divisivo, no? Il sindaco di Terni, il proprietario di Cusano, c'è uno che è insomma Guardo Evola, che credo sia un insegnante, mi corregga se sbaglio, quindi insegnamento pubblico, quindi università pubblica eccetera eccetera, contro le famose università telematiche. Insomma, il leader che vi rappresenta è un leader divisivo, Bandecchi, no? Allora, è un leader divisivo più da un punto di vista estetico che da un punto di vista della visione politica, perché Alternativa Popolare fa parte del Partito Popolare Europeo, è un partito centrista, è un partito che è dalla parte della NATO, che condivide
le cose che diceva il sindaco Italia sul collocamento dell'Italia e sulla difesa dell'Ucraina. Ma che significa Il punto del... Aspetta Michela, fallo finire un attimo. Il punto del... Proprio punto di vista estetico non capisco che significa. Che Mica siccome sarà alla brutto. pelata gli dicono che è fascista perché somiglia a Mussolini. Ah, quindi Cioè, ma sarebbe questa è divisivo solo per una questo, visione per estetica. la pelata. Anche i modi, diciamo, non è che siano così. Esternazioni. Ma voglio dire che esternazioni, comunque, tutte prese al di di là posizione. del fatto che lui definisce se stesso un rivoluzionario di centro, la proposta politica di Alternativa Popolare è una proposta, diciamo, sicuramente centrista e sicuramente nel solco di quella che è la politica anche dell'Unione Europea. È un partito europeista, è un partito che rivendica anche il fatto che l'Europa stessa nasce da un'idea degli italiani, di Ernesto Rossi e di Altiero Spinelli, col manifesto di Ventotene, cioè l'idea dell'Europa è un'idea italiana, l'Italia è un paese fondatore dell'Europa, quindi non può esserci un'Italia che si allontana dall'Europa, questa è l'idea, anche se è chiaro che si vuole che l'Italia e gli interessi dell'Italia siano più salvaguardati dall'Europa stessa e perciò sarebbe auspicabile un collegamento tra i deputati comunque italiani in difesa di questi interessi. Allora, Antonio Condorelli. Ma io farei una domanda al volo, perché i mesi che separano un appuntamento elettorale dall'altro oggi ci consentono di fare un bilancio di quelli che sono stati i cambiatori di casacca, e ci sono dei casi, diciamo, di cambio all'interno della stessa area. Abbiamo parlato di Stancanelli, che è passato negli ultimi mesi da Fratelli d'Italia alla Lega. C'è Daphne Musolino che alle politiche era con Cateno De Luca, oggi è con Renzi. Ma la domanda per Anthony Barbagallo, perché è a lui che voglio fare la domanda, è: che effetto ha fatto oggi a liste presentate e che effetto fa vedere Caterina Chinnici capolista di Forza Italia? È avvenuto il passaggio da qualche mese, ma oggi che effetto fa? I militanti cosa vi dicono di tutto questo? Gli elettori, quella massa di elettori che c'era stata? Prego. Vado, sì. Prego. Certamente è una ferita profonda, però io credo, Antonio, che i voti non ce li portiamo appresso ovunque ci candidiamo. Il binomio Caterina Chinnici e il Partito Democratico è un binomio che ha funzionato per anni in 2 elezioni europee dove non soltanto si è misurato l'apparato del partito ma anche tanto voto d'opinione. Quella stagione si è conclusa per sempre con l'addio di Caterina Chinnici, con la sofferenza di tanti militanti che generosamente avevano creduto nella sua candidatura come leader della coalizione alternativa al centrodestra, e certamente vederla candidata col partito di Dell'Utri, come dire, ha la reazione che abbiamo visto sui giornali. È una Di Dell'Utri storia Marcello o finita. di Dell'Utri Massimo? Io sono convinto che poi la storia verrà scritta il 9 giugno sera durante lo spoglio, però ovviamente ho l'impressione che quel pacchetto di voti resterà saldo nel Partito Democratico e non si sposterà. Abbiamo allora, io prima di andare in pubblicità, però abbiamo parlato di affluenza, abbiamo parlato, come dire, di elettorato disincantato. Noi, diciamo, siamo ancora un po' distanti nella percezione degli elettori da questa tornata elettorale, però noi abbiamo fatto un giro, no? Abbiamo sentito le voci della gente per capire se andranno a votare, se sono interessati, se sanno che ci saranno le elezioni europee. Lo abbiamo fatto con questo servizio che ha curato Simona Mazzone con Massimo Ceraula. Votare per le elezioni europee? Non lo so, sono indeciso perché non mi va proprio niente. Sicuramente no. Perché? Perché proprio sono più di 30 anni che non voto. Non serve a niente, cioè la politica italiana non esiste. Non mi interessa, no? Vedo che cambiano i posti, ma sempre la musica è sempre quella. Sì, grazie, però ho un po' di premura perché già sono in ritardo. Guardi, io risiedo all'estero. Sì. Certamente sì. Certo, sì. Ha fiducia nel Parlamento europeo? No, ci vado perché ci devo andare. No, anche perché ci ha penalizzato molto. Sì, assolutamente sì. Ho fiducia, andrò a votare perché è un diritto dovere di ogni cittadino. Le dirò,
non è che abbia tanta fiducia, però è un mio dovere farlo votare. Io ci andrò perché ho coscienza politica. Assolutamente no, però è il nostro dovere, poi non ci possiamo lamentare se non ci andiamo, lasciamo il diritto di voto a un altro, quindi. Andrà a votare per le europee? Non credo. No, completamente. Lei andrà? Ho perso la fiducia nei politici. Non saprei, sono molto incerto. Lei andrà a votare? Sì, sicuramente. Ha fiducia nel Parlamento europeo? Discreta. È troppo distante dai cittadini. Sì, non ho fiducia nei nostri componenti perché arrivano impreparati, totalmente impreparati, ma andrò a votare. Sì, credo che solo l'Europa possa salvare questa sgangherata Italia. Italia sì, Italia no. E questa la voce, vorrei che rispondeste tutti, io partirei da Daphne Musolino e poi ovviamente tutti gli altri, anche per rispondere alla domanda che ha fatto direttamente Condorelli poco fa. La percezione degli italiani, poi risponderò pure sulla domanda del cambio di casacca, come si dice in gergo, ma la percezione degli italiani sulla istituzione europea, sulla Unione Europea, è una percezione purtroppo vittima di un pregiudizio che però non tiene conto della realtà dei fatti. Se basti pensare che il PNRR nasce dalla scelta proprio dell'Europa di dare dei fondi a tutti gli stati dopo il Covid per la ripartenza, e fra questi stati privilegiando proprio l'Italia, che fra tutti era quello che presentava un dato economico di maggiore sofferenza. Senza tutto il bilancio nazionale nostro attuale si regge sulle risorse del PNRR, non ci sono altre risorse, il governo non è in grado di individuare in questo momento altre risorse se non quelle che trova aumentando le tasse, soprattutto le imposte indirette, quindi basta pensare a questo per rendersi conto che l'Italia senza l'Europa sarebbe davvero in una situazione catastrofica. Bisogna farlo capire, bisogna spiegarlo bene, bisogna certamente scegliere candidati che poi quando vanno al Parlamento europeo, come ha detto uno dei signori intervistati, non siano impreparati o non ci vadano semplicemente per farsi la passeggiata a Strasburgo. Questo è sicuramente fondamentale. Ecco perché la scelta di determinati candidati in alcune liste veramente conferma quel dato di disaffezione, perché alla fine l'elettore dice: ma questo fa una passerella proprio per fare un nome specifico, ma che cosa ci deve andare a fare Vannacci al Parlamento europeo? A portare quale idee, quale contributo, quale specifica proposta, come vale anche per tanti altri candidati o per liste composite, eterogenee, che francamente non sembrano avere neanche un'identità. E qui mi ricollego al cambio di casacca. Quando l'ho fatto per due motivi: uno, perché una gestione di un partito in maniera lideristica, autoritaria, ma egoriferita davvero, senza la possibilità di un confronto, ha vanificato anche quello, poteva vanificare anche il risultato raggiunto, cioè dell'elezione al Senato, al Parlamento, dove si va per contribuire fattivamente, per promuovere e contribuire fattivamente alla politica nazionale. Non erano le condizioni in cui si poteva fare, e poi perché probabilmente, avendo più esperienza, avevo anche compreso quello che sarebbe stato il percorso che poi si è dipanato effettivamente nei fatti. L'evoluzione del partito era tale da avermi fatto capire che non ci sarebbe stata più un'identità, cioè i punti di partenza iniziali che condividevo veramente, nei quali ho creduto fortemente, si stavano andando perdendo per inseguire la chimera di una progressione politica che francamente non so dove li porterà. La lista, i sondaggi la danno al 2%, francamente io non so se raggiungerà o meno il 2%, ma dico che certamente mi fa molta impressione vedere il simbolo del partito dal quale provengo accostarsi a simboli che hanno idee con i quali non penso. Invece non questo, Musolino, questo degli Stati Uniti d'Europa? Questi degli Stati Uniti d'Europa sono 6 partiti che comunque hanno tutti un'idea comune sulla visione dell'Europa. Stati Uniti d'Europa innanzitutto è l'idea fondante, cioè quella di avere una Stati Uniti d'Europa, cioè non più una confederazione di stati separati fra di loro, ma una visione unitaria che si basi a partire dalla difesa comune, perché è evidente che l'Europa vive una stagione che non ci saremmo mai pensati che si potesse verificare. Con Calenda? Che è successo? Con Calenda è una... non ce l'avete mai fatta. Sono un po' l'ultima arrivata, quindi quella che forse anche nelle liste per le europee potevano, c'era stato un momento. Sull'argomento non ho mai parlato su Carlo Calenda. Ci abbiamo tentato, l'invito è stato fatto proprio da Più Europa, è stata la prima, Emma Bonino, a dire: chiunque ci creda in Stati Uniti d'Europa venga, aderisca al progetto, corriamo insieme. Evidentemente Azione non ci ha creduto, o Carla Calenda non ci ha creduto, visto che tanti altri
altri esponenti di Azione hanno incominciato un po' a sfilarsi da Azione proprio perché forse non hanno condiviso la posizione di Carlo Calenda. Mi dispiace, avremmo potuto fare veramente un percorso importante e bello, continuare l'esperienza del terzo polo, però poi si deve prendere anche atto quando i compagni di viaggio evidentemente non vanno più d'accordo e bisogna anche fare una scelta di maturità, conservare il buono che si è costruito, Stati Uniti d'Europa, e andare avanti con quello che è il nostro progetto, che è un progetto importante. Annino, io torno da lei perché è sempre quello che ha consumato, utilizzato meno tempo. Voi vi posizionate ovviamente nell'alveo del Partito Popolare Europeo, quindi siete un partito di centrodestra di fatto, no? Di centro più che centrodestra. Quindi cercate di pescare anche su quell'elettorato che va da Stati Uniti d'Europa fino a Io penso che ci sia un discorso riguardo al servizio molto grave di questa disaffezione alla politica. È un fatto che si riscontra comunque progressivamente anche nelle elezioni amministrative e in quelle politiche, ed è un fatto che è figlio probabilmente anche degli sbarramenti elettorali e della incapacità che ha la politica di interpretare gli interessi dei cittadini. Riguardo alla collocazione, gliel'ho detto, è una collocazione all'interno del Partito Popolare Europeo e diciamo che aderisce a quelle che sono le idee della Commissione Europea odierna. Senta, la vediamo un attimo, lo chiedo alla regia, la lista di Alternativa Popolare, perché voi non siete riusciti neanche a completare in qualche modo le 8 posizioni utili, avete 2 candidati in meno, quindi questo nella corsa, nella corsa al voto in qualche modo vi penalizza o no? Allora, noi speriamo di no, però indubbiamente ci mancano 2 candidati, sono Stefano Bandecchi, Mattia Gattuso, Alfonso Laimo. Chi sono? Ci spieghi chi sono? Allora, Stefano Bandecchi è il segretario nazionale, Mattia Gattuso è un'avvocatessa catanese, Alfonso Laimo è il segretario regionale di Alternativa Popolare. Mattia detta Tea, per questo può ingannare il nome, no? Ecco, sì. Alfonso Laimo è il segretario regionale di Alternativa Popolare, Manuela Ciambrone è un'insegnante siracusana, Massimo Romagnoli di Messina è un ex onorevole e Valentina Valenti è sempre della Sicilia orientale, adesso mi sembra che sia di Messina anche lei. Questa è società civile per intenderci, società civile, esattamente. Quindi società civile che si impegna in questo progetto, dico un po' curiosa come... Allora, l'idea di Alternativa Popolare è proprio quella che nello stesso nome è contenuta, di rappresentare un'alternativa al sistema dei partiti tradizionali, nel senso proprio di avvicinare questa politica ai cittadini, non perdendo di vista gli impegni internazionali, nazionali ed europei che il Paese ha. Io guardo Miriam e guardo gli altri colleghi, a un certo punto c'è stato un momento che mi sembrava di rivedere la lista, quella di Alfano, come si chiamava, no? Quella che era andata, che aveva anche... Sì, è vero. Questo pensavo, nella consegna dei simboli, eccetera, poi ovviamente andandoli a vedere, a documentarsi, ovviamente è un'altra cosa, non c'entra niente con l'ex Ministro degli Interni. Miriam, prego, non so se hai domande per qualcuno. Però effettivamente lo ricordava. No, io, dato che non lo abbiamo torturato abbastanza, Barbagallo, ecco, ce l'ho anch'io una domanda. Prego. Perché domande veloci, perché abbiamo finito quasi il tempo e loro devono finire il tempo. Ok. In questa tornata elettorale, oltre alle europee, ci sono anche le amministrative in una serie di comuni siciliani. Sono 37 in tutto, soltanto in 2 occasioni il PD riesce a stare, Barbagallo ride già, il PD riesce a stare effettivamente con Cateno De Luca e col Movimento 5 Stelle. Negli altri 35 comuni non ci sono le condizioni per andare tutti insieme. Guardando alle regionali, Barbagallo, avete un piano per battere il centrodestra? Ma io dico quello che dico da sempre, cioè non è una novità. Noi allargare il campo rientra sempre negli obiettivi del Partito Democratico per le elezioni amministrative e quindi anche per le regionali. Negli anni abbiamo sperimentato la coalizione allargata con il Movimento 5 Stelle e con Cateno De Luca,
a Carlentini dove abbiamo vinto, a Licata siamo stati meno bravi. Ci proviamo in questa tornata elettorale nel comune più importante al voto, Barbagallo, che è la prego, no, aspetti. Che è Gela. Non mi nomi- togliete tempo, però, se mi però non interrompete. faccia nomi di candidati, perché sennò entriamo nella par condicio delle amministrative. Vabbè, Quindi noi non siamo faccio sulle nome di europee. candidati. Ecco. A Gela, che è il comune più importante al voto, ci presentiamo col Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e la lista Nord chiama Sud alleati, e credo che sarà un esperimento importante e significativo. Perfetto, Barbara Evola, insomma, ha sentito, io l'ho lasciata alla fine perché ho visto che stava, come dire, maturando, insomma, legnate finali. delle risposte un po' per tutti, no? Insomma. Sì. No, allora, Intanto faccio vedere anche la lista di Pace, Terra e Dignità, così ce la spiega anche Barbara Evola, perché insomma poi ci sono dei candidati che girano per cercare il voto. Noi abbiamo scelto di non dare, come dire, parole ai candidati, ma ai rappresentanti delle liste, proprio per applicare al massimo la par condicio. Prego, allora Santoro è il capolista, sì, ovviamente. Santoro, poi ci sono Benedetta Sabene, Federica Baccoli, Elisa Monti e Ginevra Bompiani, che sono insomma le nostre rappresentanze femminili, donne sempre molto impegnate sul piano anche, no, dei diritti, e poi Raniero Lavalle, che è stato uno degli ideatori insieme a Michele Santoro di questa lista, Giovanni Freso, che è un docente universitario che dovrebbe raggiungerci a breve in Sicilia, e Antonino Mantineo, che invece è un messinese, un siciliano. Assessore a Messina. Sì, noi vogliamo portare, dicevo prima, una idea nuova di Europa, e in questo insomma mi scuseranno i colleghi e le colleghe, ma nel sentire anche le lamentele di chi ritiene poco utile andare a votare, devo dire che finora le politiche che sono state proposte in Europa, ma anche nel nostro Paese, non è che si siano differenziate molto. Sostanzialmente si è portata avanti una voce unanime, e credo che non sia neanche il grande problema quello di dare maggiore centralità all'Italia. Io credo che si debba capire che cosa vogliamo fare di questa Unione Europea, se deve diventare l'ennesimo gallo dentro il pollaio, l'ennesimo Stato forte che deve mostrare i muscoli, o se dobbiamo lavorare invece su quel progetto iniziale di Europa dei popoli, di Europa della solidarietà. E allora portare parole nuove significa cominciare a parlare del fatto che i soldi non devono essere investiti solo ed esclusivamente nelle armi, perché guardate, può sembrare una banalità, ma finora il sistema economico si è retto tutto sull'industria delle armi e sulla garanzia dei grandi oligopoli che hanno anche gestito, perché è stato concesso dalla politica, tutto il periodo della pandemia. E allora vogliamo cominciare a parlare di un'economia che si fondi sulla pace, che guardi quindi a un'altra tipologia di investimenti? Vogliamo parlare di terra, di difesa della terra, di difesa anche del futuro delle giovani generazioni, ma mi permetto di dire anche del nostro presente. E come vogliamo farlo, per esempio, se consentiamo che ancora la gran parte degli investimenti sia sul fossile, e consentiamo a chi inquina che soltanto il 13% venga risarcito come danno all'ambiente? Vogliamo parlare della carbon tax, dell'esigenza non solo di aumentarla, ma anche di ampliarla. Ma se non parliamo di questo, che cosa possiamo aspettarci? Le politiche di austerità sono state abbracciate da tutti, non solo in Europa, ma anche in Italia. Ci hanno spiegato che c'era bisogno di austerità, che ha significato che cosa per i cittadini e per le cittadine? Qual è stato il ritorno? Un aumento della povertà, perché questo si è trasformato, per esempio, in quelle politiche che hanno trasformato le amministrazioni locali fondamentalmente negli esattori delle tasse, senza riuscire a dare nulla in termini di servizi. E allora questa è un'idea di politica nazionale e di politica europea che, perdonatemi, è stata portata avanti da tutti.
Noi Poi, in riteniamo effetti, che le siete parole quelli nuovi. d'ordine debbano essere altre, sono quelle che abbiamo concentrato ma ha nel finito il nome suo della tempo. lista. L'ho ascoltata con interesse proprio perché Scusate, ascolto ho finito sempre il le tempo? proposte, no, Perdonatemi. le proposte nuove. Allora ci fermiamo, pubblicità, poi dovete finire il tempo tutti quanti, quindi abbiamo, insomma, ripartiamo da Italia e da Nino, che sono quelli che hanno consumato meno tempo, dopo la pubblicità. Rientriamo, il nostro tempo sta quasi per finire, ma dobbiamo terminare ovviamente il tempo dei nostri ospiti, seconda puntata elettorale per quanto riguarda il nostro speciale europeo, il punto speciale europeo. Allora ripartiamo, come ho detto prima di andare in pubblicità, da Francesco Italia, lista Azione con Calenda. Da dove vogliamo ripartire? Sono stati tanti temi, Italia, no? Io ripartirei da da due immagini che sono emblematiche e secondo me giustificano in qualche modo la disaffezione al voto, visto che è stato uno dei temi dell'incontro di oggi. Ci sono queste due immagini di Salvini e Meloni davanti al distributore di benzina che dicono: vedete, cittadini, voi pagate più del 50% in accise, quando andremo al governo le accise saranno assolutamente calate. Sapete cosa è successo? Che sono andati al governo, le accise sono aumentate. È chiaro che i cittadini non ti seguono più. Io spesso dico che la migliore comprensione nel non voto si può avere proprio con questa parabola di cuori infranti degli elettori illusi. C'era qualcuno che aveva fatto incetta di voti sulle orme del Vaffa, doveva eliminare la povertà, doveva aprire il Parlamento con una scatola di tonno. Mi sa che questo tonno se lo sono pure mangiati e digeriti, utilizzando tutti gli strumenti della peggiore politica nella loro azione. Voglio ricordare, lo diceva molto bene la consigliera Evola, l'abolizione delle province, che è stato per i comuni siciliani un disastro, nasce da questo vento di antipolitica che ha associato alla politica il peggio delle rappresentazioni possibili, delegittimando tutte le istituzioni, con un danno che noi possiamo misurare attualmente, per non parlare del fatto che se voi pensate che il solo superbonus è costato circa allo Stato 160 miliardi di euro, voi pensate con quei 160 miliardi cosa avremmo potuto fare? Voglio ricordare che il superbonus è stato difeso e voluto da tutti i partiti, compresi quelli che sono attualmente in maggioranza. Ecco perché c'è una disaffezione, perché la serietà e la competenza vengono, ahimè, messi agli ultimi posti. Preferiamo votare soggetti che dicono che i gay non sono normali, che dicono che le classi a scuola dovrebbero essere separate tra i normodotati e i disabili, cosa delle quali bisognerebbe vergognarsi invece che mettere come traino elettorale. La lista di Azione è una lista che si configura per delle competenze. Intanto l'antimafia, Sonia Alfano e Gianni Palazzolo rappresentano in modi diversi ma coerenti il faro della legalità in una regione così tanto devastata. Abbiamo esponenti di questa lista che rappresentano il mondo del terzo settore e del welfare, abbiamo esperti di comunicazione e di business, di management, business del management, abbiamo una grande competenza nel settore delle infrastrutture e reti con un candidato della Regione Sardegna. Credo che Azione abbia messo insieme delle liste di grande competenza e coerenza, e mi auguro davvero che tutti i cittadini comprendano l'importanza del voto delle europee. Grazie Francesco Italia, che ha esaurito il tempo. Annino, consumi questi minuti, insomma, per parlare un po' anche della vostra proposta, insomma, per farvi votare. Perché, insomma... La proposta, come le dicevo, essendo di centro, non si può promettere la luna e non è nostra abitudine farlo, anche perché dopo che hai promesso la luna non ci arrivi e tutti dicono che hai promesso invano. Il punto invece è quello di aumentare l'efficienza e adoperare
nelle amministrazioni il massimo della energia per reperire questi finanziamenti europei e per modernizzare il territorio. Ripeto, il grande problema del sud e della Sicilia in particolare è quello delle infrastrutture, non solo quelle che abbiamo detto prima, ma anche gli aeroporti e i porti. Perché dico gli aeroporti? Perché l'Italia ha 2 aeroporti intercontinentali che sono Roma e Milano, e noi abbiamo distanti da noi il più vicino 900 km, 800 km da Catania. Quindi il problema di un aeroporto intercontinentale è veramente importante per il decollo vero del turismo. Quindi proprio la sposta, diciamo, proprio oltre continente, diciamo, la mobilità. Eh sì, no, il discorso dei trasporti è importante perché anche il turismo ha bisogno di essere attrattivo economicamente. Se lei deve venire in Sicilia deve fare una triangolazione provenendo dalla Cina, dal Giappone, con Roma o Milano e viceversa, se noi vogliamo questi flussi. andare dall'altra parte. È così, noi siamo penalizzati in termini di costi. Quindi l'attenzione particolare alle infrastrutture, la come dire, governabilità, la ricerca della governabilità e di fare squadra per gli interessi del Paese. Bene, allora, Antonio, prima di salutarci, non so se hai velocemente proprio una domanda per qualcuno. Sì, la domanda classica, c'è una emergenza, una priorità, una cosa da fare in Europa per la Sicilia. La chiedi a tutti, no? A chi ha ancora il tempo? A chi ha ancora il tempo? Quindi chi c'è che ha ancora il tempo? Rivediamoli, eccoli qua. Allora, Musolino, che ha ancora tempo. Emergenza sanità sicuramente, investimenti sulla sanità pubblica, la Sicilia soffre una situazione emergenziale inaccettabile, liste di attesa che durano 12, 18 e più mesi, persone che sono costrette addirittura a curarsi, adesso come succedeva 30 anni fa, nulla è cambiato, a curarsi fuori, e un centro di eccellenza della cardiochirurgia pediatrica di Taormina, per la quale ancora stiamo assistendo al balletto di responsabilità tra il presidente Schifani e il ministro Schillaci su deroga sì, deroga no. Adesso finalmente Schifani, Deo gratias, ieri pare abbia presentato la richiesta per avere la deroga al decreto Balduzzi e comunque quindi mantenere 2 centri di eccellenza sulla cardiochirurgia pediatrica, ma che dobbiamo ancora stare qui a discutere se è giusto che una regione che non ha strada al suo interno, che per collegarsi da un capo all'altro ci si impiega più di una giornata, debba avere 2 centri di cardiochirurgia pediatrica è paradossale. La lista di Stati Uniti d'Europa, velocemente. Se è vero o no che ne abbiamo bisogno, quindi sanità sicuramente, eccola fra qua. le tante emergenze. Rita Bernardini capolista, poi insomma Rita Bernardini capolista e Matteo Renzi finalista. Volutamente in finalista e non in capolista come tutti gli altri segretari di partiti che si sono messi in capolista, ed è l'unico che ha dichiarato e manterrà l'impegno che se verrà eletto andrà al Parlamento europeo. Gli altri hanno detto già apertamente: ci candidiamo per tirare la lista, ma non andremo, non prendiamo questo impegno con gli elettori, quindi non so perché si siano andati a candidare. Rita Bernardini, De Pace, grande valore civile. Finito il tempo, Musolino. Vabbè, Michela, velocemente, guarda, può parlare Annino e Barbagallo. Va bene, io aggiungo una cosa, sempre velocemente. Senza considerazioni lunghe, siamo già fuori. No, la considerazione è una sola, non si è parlato di quelli che sono i temi europei. Le priorità del Parlamento europeo parlano di politiche fiscali, di politiche monetarie, di lotta ai cambiamenti climatici, di patto di stabilità, di politica agricola. E di tutto questo non si è parlato, e forse anche questo è il motivo per cui la gente non capisce di che cosa si occupi questa Europa. Io chiederei a chi ha ancora tempo di rispondere sulla cosa che diceva Antonio, che cosa farebbe, ma relativamente a quelle che sono le competenze del Parlamento europeo. E Annino. Ma io e credo poi facciamo che vedere anche la lista del Partito Democratico. le elezioni del 9 giugno sono delle elezioni importantissime e decisive, soprattutto sulla capacità di attrarre risorse. Nel momento in cui continuano ad arrivare
le somme dell'FSC che il governo regionale ha destinato praticamente per il ponte dello Stretto, anziché dedicarle come era opportuno alle infrastrutture secondarie della Sicilia, che sappiamo in che condizioni sono le strade secondarie nella nostra isola. La territorializzazione delle ZES, la decontribuzione al sud, il fondo per l'insularità, Michela, che era una delle grandi battaglie, che ancora è a zero e non è finanziato, mentre i voli continuano a essere alle stelle. Sono tutti argomenti che porremo non soltanto nelle settimane di campagna elettorale, ma nell'impegno anche dei deputati del Partito Democratico e quindi del Partito Socialista Europeo. Non abbiamo parlato di quella che per il Partito Democratico invece è la battaglia più importante, della lotta per la legalità, la lotta contro la criminalità organizzata. In modo eloquente e particolarmente evocativo abbiamo iniziato la campagna elettorale con la nostra segretaria nazionale in Sicilia, proprio con un comizio in piazza a Castelvetrano. Nel tempo in cui continua una lottizzazione senza sosta, c'è una cappa pesante in ogni angolo degli uffici della regione, io credo che mai come adesso dobbiamo riscattare la Sicilia, e la legalità è una precondizione, l'onestà è una precondizione che è indispensabile in questo momento. La nostra lista, la segretaria nazionale... Barbagalo, scusi, ne approfitto io in questi pochi secondi. Qui si sta facendo anche una battaglia per la segreteria regionale del Partito Democratico. Il Partito Democratico è sempre un partito che è nella battaglia interna ed esterna. Però vi assicuro che mai come adesso l'apparato è stato mobilitato sui candidati, c'è una grande spinta sulla lista e siamo particolarmente fiduciosi. Dicevo, capolista nostra segretaria Elly Schlein, Antonio Nicita, e il vice capogruppo al Senato, docente di politica economica alla LUMSA. Chi deve arrivare primo per restare lei segretario? L'importante è che vada bene il PD per restare io segretario, così rispondo alla domanda. Lidia Di Lotta, che è una delle candidature della società civile. Che percentuale? Che percentuale? 4 secondi. La percentuale è quella che abbiamo preso, un voto in più dell'ultima volta. Come sempre. Pietro Bartolo, che è il nostro eurodeputato uscente, Angela Quacquero, che è la vicepresidente della provincia di Cagliari, Peppino Lupo, già segretario e già capogruppo, la Maria Flava Timbro, deputata nazionale uscente di Messina, e Giuseppe Belvisi, un bravissimo docente di economia di Pantelleria. Annino, un minuto. Possiamo non essere d'accordo sulla legalità. Ma è d'accordo sempre con tutti. Ha detto cosa? No, io sono d'accordo quando è necessario, quando credo che sia opportuno. Sulla questione della legalità non si può non essere d'accordo, siamo tutti d'accordo. È una precondizione sicuramente, deve essere un impegno dell'Italia e dell'Europa. Detto questo, insisto sul discorso delle infrastrutture anche marittime, data la posizione strategica geografica della Sicilia, per intercettare i flussi anche marittimi che provengono da Suez e da Gibilterra e che per forza di cose convergono sulla Sicilia. La ricchezza della storia della Sicilia è anche la ricchezza della sua posizione geografica, che va sfruttata e va vista anche per la prosperità di oggi. Senta, verrà Bandecchi in Sicilia? Sì, verrà il 1° giugno a Messina. Perché adesso ci sarà, no, la discesa verrà di tutti, a Messina il 1° giugno. Di tutti i leader. Va bene. Allora, 10 minuti esatti, avete tutti esaurito il tempo, siete soddisfatti? Va bene, qualcuno ha fatto qualche secondo in più, qualche secondo in meno. Ci saranno reclami. Ci saranno reclami per i 20 secondi in più di Durico, speriamo di no, dove era quello che doveva parlare di meno. Allora, grazie a Anthony Barbagallo, segretario regionale del Partito Democratico, grazie al sindaco di Siracusa, Francesco Italia, per la lista azione con Calenda, grazie alla senatrice Daphne Musolino per la lista Stati Uniti d'Europa, grazie all'avvocato Vincenzo Annino per la lista Alternativa Popolare col Partito Popolare Europeo, grazie a Barbara Evola per la lista Pace, Terra e Dignità. Grazie ai colleghi Michela Giuffrida, Antonio Condorelli e Miriam Di Peri. La domanda che voleva fare la Di Peri a Barbagallo gliel'ho fatta io, però va bene così. No, questa lei sorride perché insomma. Ci vediamo la prossima settimana, ancora remiscolamento di liste, qualcuno tornerà, qualcuno no, insomma, però lo scopriremo la prossima settimana. Grazie, buon proseguimento di giornata a tutti.